Se dovesse chiedermi cosa c'è ancora da fare, dico attendere che il governo si decida. Domani ci sarà un preconsiglio e di solito il preconsiglio si fa in vista di un Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi giovedì. Un botta risposta in punta di penna, ma sempre botta risposta è, pur nella cornice di una ospitata importante come quella del Ministro delle Riforme a Palazzo Balbi. Il governo batta un colpo, dice Zaia, e l'annunciato preconsiglio dei ministri potrebbe portare la legge sull'autonomia in pochi giorni a Roma. Sarebbe il primo step ufficiale per poi passare la palla al Parlamento. Zaia allora diventa più morbido. Questo governo in 100 giorni ha fatto quello che altri non hanno fatto. Abbiamo una norma che introduce l'obbligo della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dall'altro adesso il fatto che si parli ad ogni piè sospinto della legge di attuazione dell'autonomia significa che qualcuno l'ha scritta e l'ha anche già depositata. Nelle stesse ore però Giorgia Meloni interviene al progetto Polis, Casa dei Servizi Digitali, sulla semplificazione dei servizi postali e le sue parole diventano quasi un boomerang. Che noi vogliamo unire l'Italia, che vogliamo rafforzare i legami tra le zone centrali e le aree interne. Non ci rassegniamo all'idea che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Una sola Italia con servizi uguali per tutti e diritti uguali per tutti. Eppure Casellati conferma la volontà del governo di andare avanti. L'autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione italiana. Leggendo quello che io ho letto nel testo di legge non c'è alcuna spaccatura. Autonomia differenziata significa migliore allocazione delle risorse attraverso l'individuazione dei LEP che sono i livelli essenziali di prestazione. Questa è l'autonomia differenziata nell'ambito di una unità d'Italia che tutti noi vogliamo preservare nello spirito della Costituzione. Già, la Costituzione, che su un altro fronte il governo vuole modificare. È il percorso parallelo sul presidenzialismo, palle in mano proprio a Casellati, che ha sentito in questo periodo tutte le forze politiche prima di stendere un progetto di legge. Adesso mi sono data un po' di giorni per riflettere e poi parlerò con il Presidente Meloni e con la maggioranza per mettere a punto una proposta o per fare ulteriori approfondimenti.